Per festeggiare e far conoscere i gemellaggi che Este ha attivato con altre città europee, anche quest'anno si è svolta la Festa Europea, con degustazioni culinarie, concerti, mostre e spettacoli. La seconda edizione della festa si è aperta giovedì 4 ottobre 2012 con il concerto del pianista Michael Hoyer e della soprano Laura Venghaus, a cui è seguita sabato nel Duomo di Santa Tecla l'esibizione del Concentus Musicus Patavinus e dell'Orchestra da Camera Concerto Musico. Tra gli eventi musicali, poi, ha richiamato ascolti la band locale Memphis Experience, mentre nella chiesa di San Martino è stato proposto il concerto del coro Montevenda. Antonia Arslan è stata invece la protagonista dello spettacolo teatrale al Farinelli. Ma sono state le Atestiadi a far entrare Este nel vivo della festa. Durante i giochi, le squadre di Este si sono confrontate con quelle delle città gemelle Bad Windsheim, Fiume, Lich, Pertuis e Tapolca. Gli stand gastronomici sono stati invece il campo di gara tra i cuochi, che hanno proposto piatti della tradizione dando vita a un gemellaggio enogastronomico. Tra gli eventi è stata visitata la mostra fotografica, in ricorrenza dei 10 anni del gemellaggio con Lich, la mostra sull'artigianato e l'esposizione della ceramica estense. Nel corso della festa non è mancato un momento di riflessione sulla crisi economica e i valori dell'Europa unita, al convegno svoltosi in Accademia, in videoconferenza con le municipalità gemellate. La festa europea si è conclusa domenica con eventi e spettacoli musicali fino a sera.